Annuncio a sorpresa del commissario prefettizio chiamato a reggere l'amministrazione di Padova dopo la caduta della giunta Bitonci. Michele Penta lascia ufficialmente per motivazioni personali. Processo Mose stamani in aula, l'esito della perizia effettuata 2 settimane fa negli Stati Uniti su Giovanni Mazzacurati, confermata la non idoneità a partecipare al processo, intanto sul procedimento grave rischio prescrizione. Ragazzina di 14 anni violentata da un 24enne amico di famiglia, il dramma si è consumato la notte di Capodanno nel Polesine, il giovane è stato arrestato. Individuati gli autori degli imbrattamenti alla Basilica Palladiana di Vicenza un mese fa, sono 8 minorenni tra gli 11 e i 14 anni. Rischio espropri nell'area padovana dove verrà realizzata la terza corsia della A13, la storia di una famiglia che da anni convive con rumore e inquinamento che si è rivolta alla nostra redazione. Oggi l'ufficialità della candidatura del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a patrimonio UNESCO, decisione unanime dopo l'appoggio del governo, una giornata storica, dice il presidente del Veneto Luca Zaia. Il nostro viaggio a Sant'Andrea, borgo di Vittorio Veneto, abbandonato dai residenti da settembre per i lavori del traforo, un paese fantasma dove i pochi rimasti vivono nel disagio. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali che apriamo, come avete visto e sentito dai titoli, parlando di Padova, perché il commissario del comune di Padova, il commissario prefettizio Michele Penta, ha annunciato oggi di lasciare l'incarico per ragioni di carattere personale. Lo ha annunciato oggi con una nota della prefettura, era alla guida della città del Santo dopo la caduta della giunta di Massimo Bitonci. Tutti i dettagli. Una notizia clamorosa che manda in subbuglio il mondo politico padovano. In un comunicato diffuso nel pomeriggio dalla prefettura l'annuncio che il commissario prefettizio Michele Penta se ne va ufficialmente per motivi personali. Ho una serie di proposte sulle quali devo naturalmente decidere. Sono proposte interessanti, sempre nell'ambito di incarichi riferiti a prefetti in pensione, quindi nell'ambito della legge Madia, ma che sono a più lunga durata e interessanti dal punto di vista dei contenuti. Una nuova tegola sul comune di Padova guidato dallo scorso 14 novembre dal commissario. Ora la macchina amministrativa rischia di subire un nuovo pesante stop che certo non fa bene alla città. Se ne va un galantuomo, affermato oggi in una nota al presidente del Veneto Luca Zaia. Non gli è stato però riconosciuto lo status di commissario straordinario e quindi non è stato messo nelle condizioni di firmare per l'ospedale di Padova, ha concluso il governatore. In città si vocifera di pressioni politiche che avrebbero spinto Penta alla decisione di andarsene, ma lui smentisce. No, non ho ricevuto nessuna pressione. Peraltro qualche atteggiamento che ho letto sulla stampa, politica eccetera, non è che mi abbia impressionato più di tanto. La politica fa il suo mestiere, io faccio il mio. Michele Penta rimarrà fino alla nomina del prossimo commissario che avverrà entro il 13 febbraio. Io continuerò fin tanto che non sarò sostituito da un commissario straordinario al quale poi passerò le consegne e lui continuerà l'attività amministrativa in un'amministrazione straordinaria. Ed ora la vicenda Mose, il processo Mose, perché stamane in aula c'è stato l'esito della perizia effettuata 2 settimane fa, lo ricorderete, negli Stati Uniti sul grande accusatore Giovanni Mazzacurati, l'ex presidente del consorzio Venezia Nuova. Sentiamo. Ha consentito di avvalorare l'ipotesi di una demenza in grado comunque avanzato. Oggi quindi Mazzacurati non è assolutamente in grado di compiere nessun tipo di atto che abbia una valenza giuridica.
Giovanni Mazzacurati non è in grado di compiere alcun atto giuridico, tantomeno di partecipare ad un processo, sia in qualità di testimone che di imputato. È questo l'esito della perizia effettuata da Carlo Schenardi lo scorso 13 gennaio a San Diego, in California, paese dove l'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova vive da quasi 3 anni. Stamane l'udienza in tribunale, nel corso della quale il perito ha esposto l'esito dell'esame che doveva stabilire se l'ingegnere fosse in grado di testimoniare al processo Mose. Il problema grosso è perdita della memoria recente e mano a mano perdita della memoria verso il passato. Di fatto lui è totalmente disorientato, non sapeva nemmeno che si trovava negli Stati Uniti, pensava di essere a Mestre. Ora la battaglia legale si sposta sull'acquisizione dei verbali con le dichiarazioni rese da Mazzacurati al pubblico ministero nel corso del 2013. Intanto sul processo incombe la scure della prescrizione. L'allarme è stato lanciato alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello. Il quadro che emerge dai dati è sconfortante. In Veneto la metà dei processi penali va in prescrizione, 2.340 nell'ultimo anno, 500 in più rispetto al precedente. La giustizia è troppo lenta, talmente lenta da vanificare indagini ed inchieste, e tra i procedimenti illustri che rischiano di vedere decadere le accuse c'è quello per le tangenti del Mose, la madre di tutte le inchieste venete, che ha sollevato il velo su un intero sistema di finanziamenti illeciti e corruzioni. Rischia di venire vanificata. Il prossimo settembre la prescrizione scatterà per le accuse di finanziamento illecito, poi dall'estate del prossimo anno per la corruzione. Se quindi la sentenza di primo grado potrebbe arrivare per il rotto della cuffia, quasi sicuramente quella dell'inevitabile appello decadrà. A restare definitivo sarà certamente il gruppo dei 40 patteggiamenti, con le condanne e le richieste di risarcimento che tra gli altri hanno avuto come protagonisti l'ex presidente della Regione del Veneto Giancarlo Galan e l'ex assessore ai lavori pubblici Renato Chisso. Ed ora in provincia di Rovigo, nella Polese, con una terribile vicenda, la vicenda di una ragazzina di appena 14 anni violentata da un 24enne amico di famiglia. Il dramma si è consumato la notte di Capodanno e il giovane è stato arrestato dai carabinieri. La violenza in un volto amico, la paura improvvisa nel momento meno atteso davanti alla TV dopo una nottata di festa e sorrisi. Per 2 settimane una ragazzina di 14 anni ha tenuto dentro di sé l'orrore di uno stupro inimmaginabile per un adolescente. Vergogna e paura compresse in un animo lacerato, fino al giorno in cui la sua storia ha portato all'arresto di un insospettabile 24enne da parte dei carabinieri, che hanno ricostruito la terribile vicenda. Quelli istantanei probabilmente le scorrevano davanti agli occhi ogni minuto della giornata. Un piccolo comune del Basso Polesine, sera dell'ultimo dell'anno, festa e brindisi in casa con tanti amici e parenti. A luna di notte gran parte dei presenti ritornano nelle proprie abitazioni. Mamma e papà vanno a letto, ma la ragazzina non ha ancora sonno, resta in piedi a guardare la TV. A farle compagnia un amico di famiglia, 24enne, che frequenta spesso la casa. I genitori se ne vanno a dormire tranquilli, non sanno che mentre sono a letto a recuperare le forze dopo la festa, al piano di sotto, sul divano, poco dopo si consuma uno stupro. Il 24enne approfitta della fragilità della ragazzina, le tappa la bocca e abusa sessualmente di lei. Momenti devastanti, non riesce ad opporsi, non riesce a reagire. E il giovane le fa chiaramente intendere che tutto deve restare segreto, altrimenti per tutti lei sarà quella violentata. La vergogna alla meglio per 2 settimane, poi la ragazzina non ce la fa più a reggere il peso, anche perché teme di essere rimasta incinta. Si confida con 2 coetanee che allertano subito l'insegnante. È lei a convincere la 14enne a sfogarsi con mamma e papà e soprattutto con i carabinieri di Adria. Raccolta la testimonianza e verificati i fatti, ieri il 24enne è stato raggiunto dai militari ed arrestato, mentre per la sua vittima inizia solo ora un lungo percorso per dimenticare e superare questo tremendo macigno. Ancora minorenni protagonisti di una vicenda di cronaca, stavolta però non sono vittime ma responsabili. Lo ricorderete, l'imbrattamento alla Basilica Palladiana di Vicenza. Ebbene, i responsabili sono stati individuati e sono 8 minorenni. Sono 8 ragazzini vandali della Basilica Palladiana. Dopo un mese di indagini, gli agenti della Polizia Locale di Vicenza hanno individuato gli autori delle scritte che avevano lordato i muri della Basilica lo scorso 29 dicembre. Si tratta di 6 ragazze e 2 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, alunni di una scuola media. Fondamentali per arrivare a dare un nome ai baby vandali anche gli indizi raccolti attraverso i social network. Quello che spiace, ha sottolineato il sindaco di Vicenza Achille Variati, è stato scoprire che si tratta di ragazzi
ragazzini giovanissimi, il cui gesto è frutto di un difetto educativo del quale molti si devono far carico, le famiglie in primis, ma anche la scuola. Alcuni genitori dei piccoli vandali hanno chiesto di poter incontrare il primo cittadino per scusarsi del gesto dei propri figli. I ragazzini sono stati segnalati alla Procura del Tribunale dei Minori, trattandosi di un reato penale. Alle famiglie sono state comminate sanzioni da 500 euro e l'obbligo di provvedere alle spese di ripristino e pulizia del gioiello del Palladio. E intanto a Padova si allarga lo scandalo a luci rosse nella curia. Gli inquirenti infatti sentiranno a breve altri 2 sacerdoti coinvolti nelle orge. Sarebbero stati identificati dagli inquirenti altri 2 sacerdoti coinvolti nello scandalo a luci rosse che ha travolto le parrocchie di San Lazzaro, a Padova e di Carbonara sui Colli Euganei. I 2 sacerdoti, che si occupano di comunità della provincia di Padova, saranno ascoltati a breve ma solo come persone informate sui fatti e quindi non indagati, per dare la loro versione su scambi di coppie, incontri e intrecci di amanti, incontri ai quali avrebbero partecipato attivamente e che stanno provocando un terremoto nella curia padovana, tanto che il vescovo è tornato dalla sua missione all'estero ed è pronto a proseguire le verifiche già avviate all'interno della curia. È probabile che Monsignor Cipolla incontri a breve a 4 occhi Don Roberto, che attualmente si è trasferito in un luogo segreto. La curia vuole sapere, in gioco ci sono la fiducia e il rispetto di tanti parrocchiani. Lasciamo la cronaca, è una giornata storica, così il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato oggi la candidatura ora ufficiale del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene a patrimonio UNESCO. Oggi infatti, come anticipato da Antena 3, è arrivata la decisione unanime dopo l'appoggio del governo italiano. Il ministro Martina ha firmato ieri il dossier di candidatura così da consentire l'odierna valutazione per l'invio a Parigi. Per l'area veneta la candidatura fu avviata nel 2009 dall'allora ministro per le politiche agricole Luca Zaia. Sono solo 9 i paesaggi vitivinicoli iscritti nella lista dell'UNESCO su un totale di 1052. Dal 1 febbraio 2017 inizierà il processo di valutazione, il cui esito finale sarà annunciato entro luglio del 2018. Ora ci manca l'ultimo miglio per raggiungere l'ambito risultato, aggiunge Zaia. Il raggiungimento del marchio UNESCO è un grandissimo risultato per il Veneto. Felicitazioni e soddisfazione a Conegliano e Valdobbiadene, ma in tutto il Veneto. Tensione invece a Chioggia, una tensione che resta alta per il caso degli attacchi al sindaco di Chioggia Alessandro Ferro. Si preannuncia infuocato il Consiglio Comunale di lunedì, nel quale il sindaco, il primo cittadino, è chiamato a difendersi dagli attacchi delle ultime settimane sul caso conflitto di interessi, ma non solo. Intanto Forza Italia annuncia si dimetta, ci sono troppe anomalie. Se non è un plotone di esecuzione, poco ci manca. Il prossimo Consiglio Comunale a Chioggia è destinato ad alzare fiamme ancora più alte di quelle della scorsa seduta, quando il caso conflitto di interessi del sindaco Alessandro Ferro fu solo uno dei punti all'ordine del giorno. Molto probabilmente lunedì l'appuntamento pubblico in cui il primo cittadino che si è trincerato nel silenzio in questi giorni, esprimendo solamente l'amarezza per gli attacchi subiti, dovrà spiegare tutto. Anche l'ultima tegola, l'accusa di aver firmato a luglio il subingresso della moglie in uno stabilimento balneare di Isola Verde. Ma non è finita. Tra i primi a sollevare il caso conflitto di interessi per la vicenda dell'azienda Ultima Spiaggia, di cui il sindaco è socio, il capogruppo di Forza Italia Beniamino Boscolo Capon ha chiesto e ottenuto l'accesso agli atti dell'ufficio commercio e dell'ufficio demanio, trovando altre anomalie. Già siamo riusciti un po' a visionare qualche documento, che ci siamo fatti fare le copie. Abbiamo scoperto come Forza Italia che la commercialista di questa azienda è la stessa che è stata nominata dal sindaco come revisore dei conti in una partecipata, la SST, all'interno del comune. E ancora, sul caso ricorso. Esiste un ricorso al Presidente della Repubblica dove l'azienda, dove Alessandro Ferro è socio, ricorrono contro il comune, mentre lui diceva nel TAR e nel Consiglio di Stato noi eravamo contro l'altra azienda confinante che ci aveva in qualche modo rotto le scatole. Non metto in dubbio la buona fede del sindaco, spiega il capogruppo, e non entro nel merito del profilo legale ed imprenditoriale, ma c'è un problema politico evidente. Lo chiedono anche i cittadini, e visto che la maggioranza 5 Stelle è muta, cioè dallo slogan onestà potrebbero usare lo slogan omertà, perché non esce niente da lì. La Lega Nord ha già chiesto che il sindaco lasci la guida della città e Forza Italia non ha dubbi su cosa dovrebbe fare Ferro dopo il Consiglio. Prima di andare a perdere anche la faccia, potrebbe anche dare le dimissioni, se fosse intellettualmente onesto sotto l'aspetto politico.
Polemiche anche nel padovano, ma il discorso, la motivazione è decisamente diversa. Si parla di rischio espropri a Maserà perché lungo la 13 verrà realizzata la terza corsia e in alcuni casi lo spazio dalle abitazioni sarà insufficiente. Sentite allora la storia di una famiglia che da anni convive con rumore e inquinamento e che si è rivolta alla nostra redazione. Anche il sindaco è in campo per aiutarli. Questa casa ha oltre 100 anni, l'autostrada Padova-Bologna è arrivata solo a metà degli anni 60 e poco dopo i proprietari hanno cominciato a chiedere le barriere antirumore. Ora la doccia fredda, non solo le barriere non arriveranno, ma è deciso che aprirà il cantiere per la terza corsia. L'autostrada si allargherà e la famiglia Moro teme che camion e auto passeranno a pochi centimetri dal salotto, il rumore è insopportabile. Assordante, specialmente all'estate se sei dentro con le finestre aperte non riesci neanche a ascoltare la televisione, entrano in casa. Se no ti appoggiano la barriera vicino alla casa. Nella stessa situazione ci sono altre famiglie, in particolare un'altra abitazione si trova lungo i circa 400 metri interessati dall'ampliamento. Il sindaco chiede che i cittadini, il territorio siano ascoltati per trovare una soluzione condivisa. Il fatto che venga fatta la terza corsia è una cosa positiva e non possiamo che tutti quanti essere contenti. Io credo che più che parlare di espropri bisogna trovare delle forme di accomodamento. Esistono gli accordi bonari tra le parti. Lo spazio praticamente non ce n'è, quindi se loro si spostano come è messo nei disegni dell'autostrada a ridosso della casa, avere una barriera alta 5 metri a mezzo metro dalla casa io penso che non sia il massimo per nessuno. Il trasferimento si può anche prendere in considerazione, bisogna vedere che non ci diano un calcio e ci dicono ok, arrivederci. Di trasferirsi senza una trattativa, un compromesso, un risarcimento per la casa non se ne parla proprio invece per chi vive qui da quando è nato. Cosa è disposto a fare? Disposto li blocco. Perché sarà difficile, però cosa devi fare? Ingenti danni causati dall'incendio scoppiato l'altra notte a Cortina e che ha distrutto ben 3 abitazioni. Il giorno dopo i proprietari cercano di trovare un perché allo scoppio delle fiamme. L'altra sera le fiamme che hanno distrutto le 3 abitazioni a Campo di Sopra a Cortina. Il giorno dopo non restano che le macerie dell'appartamento da dove è partito l'incendio di proprietà della famiglia Tagliapietra di Padova. Non rimane più nulla, come mostrano le stesse immagini scattate da Feliciana Mariotti. I danni sono ingentissimi. La madre, appena avuto notizia delle fiamme che avevano avvolto la casa, è partita immediatamente da Padova, ma dei ricordi, mobili, suppellettili non rimane più nulla. Erano le 3 di notte quando le fiamme si sono alzate alte in cielo, illuminando la fredda notte ampezzana. Uno scenario impressionante. A bruciare sono le 3 tipiche abitazioni, 2 di queste affiancate. Sul posto arrivano i vigili del fuoco di Belluno, Pieve di Cadore, con i volontari di San Vito, Borca di Cadore e Valle di Cadore. In totale 40 uomini con 15 mezzi. Un lavoro lungo che è andato avanti tutta la notte e per la mattinata a seguire. E operazione della Guardia di Finanza di Bassano, nei guai una società con sede a Rosà. Sentiamo. I finanzieri di Bassano del Grappa hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società con sede a Rosà e del suo legale rappresentante, che ha riguardato conti correnti e titoli, nonché beni immobili, per circa 570.000 euro, tra i quali una villa di lusso. Secondo le indagini, partite da una normale attività di verifica fiscale avviata a seguito di una frode avvenuta in territorio lombardo e che riguardava un sodalizio criminale dedito all'emissione di fatture false, la società rosatese ha inserito in dichiarazione nel 2013 e 2014 costi fittizi mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per circa 1.200.000 euro. Le fatture false erano riconducibili a costi in realtà mai sostenuti perché relativi ad acquisti effettuati da una società cartiera. Nel meccanismo fraudolento inoltre era inserito un autotrasportatore bergamasco che emetteva sistematicamente documenti falsi attestanti il trasporto della merce indicata nelle fatture per operazioni inesistenti. Tali operazioni fasulle hanno consentito alla società di evadere l'imposta sul reddito delle società per 320.000 euro e di beneficiare di un indebito credito IVA di 250.000 euro. Folla commossa, dolore e lacrime ai funerali del 17enne trevigiano travolto da un treno e morto, una vicenda che ha
fatto discutere, che continua a far discutere, sulla quale è in corso anche un'inchiesta. Vediamo. Ha scelto la foto in cui Marco indossa una maglietta con scritto No Fear, nessuna paura. Lei, la mamma, che di quel suo piccolo che ultimamente cercava in tutti i modi di proteggerla, aveva raccontato della paura di morire e gli incubi di notte. Anna allunga il braccio e poggia la mano sul feretro del 18enne, morto come il padre dopo essere stato travolto dal treno e un'agonia di 2 giorni. Marco, noi tutti speriamo tu ora possa essere davvero felice, lì a fianco a tuo padre. È gremita la chiesa di Fontane di Villorba, parenti, amici e compagni di classe. Nessuno muore finché vive nei cuori di chi resta, recita uno striscione. Sono stati giorni di silenzio, giorni di lacrime, giorni di tanti interrogativi. Le domande portano a cercare il senso vero dell'esistenza, dice il sacerdote dal pulpito, guardando in faccia i ragazzi, gli amici di Marco, anche loro in un'età che a volte può essere difficile. Ricordati che questo non è un addio, è un semplice arrivederci, perché ogni sera ci vedremo tutti lassù, ci vedremo sempre, tu lassù in cielo e noi qui sulla terra, e ti racconterò tutto quello che succede. Ti voglio bene e voglio ricordarti per quello che sei. C'è anche il cucciolo che il 6 gennaio Marco aveva comprato per fare felice mamma e i fratellini. Poi l'addio si fa silenzio e i tanti piedi camminano insieme. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio. Diretta, parliamo di inquinamento perché quintali di rifiuti di plastica galleggiano ormai da giorni lungo le acque di un tratto del Po di Levante da ormai 20 giorni. La denuncia è dei consiglieri regionali del Partito Democratico, una vera e propria emergenza ambientale come vediamo in queste immagini, un tratto di fiume dove si sta sviluppando un importante turismo fluviale che è diventato invece una vera e propria discarica galleggiante, uno spettacolo poco edificante al quale i comuni faticano a trovare una soluzione a causa delle scarse risorse. Per questo i consiglieri del Partito Democratico con una interrogazione scritta chiedono che a intervenire e risolvere il problema in modo urgente sia la Regione, trovando le risorse necessarie. A Vittorio Veneto invece nel Trevigiano c'è un borgo che è diventato un borgo fantasma. Seguiteci nel nostro viaggio e capiamo perché nel nostro servizio. Il silenzio regna sovrano nel piccolo borgo di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Burgale è morto! Benvenuti nel paese che non c'è più, o quasi. In questo piccolo agglomerato arroccato sulla dorsale sud di Sant'Augusta, le abitazioni sono state temporaneamente abbandonate. I residenti sono dovuti andarsene lo scorso settembre. Le loro case sono state puntellate e sigillate, persino la strada che conduce all'insediamento è stata chiusa da una barriera. Il motivo? Solo in questo modo potevano iniziare i lavori dell'ANAS per la realizzazione del traforo di Vittorio Veneto. Ogni accesso è stato chiuso per motivi di sicurezza e le case a ridosso del cantiere sono state ingabbiate per contenere crolli ed evitare saccheggi. Complessivamente sono state coinvolte una decina di famiglie, ma non tutti se ne sono andati. Chi è rimasto sta sopportando inevitabili disagi, a cominciare dal rumore delle trivelle agli spari di esplosivi utilizzati per lo scavo. C'è il martello che ogni 2 secondi tum 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 tum. Abbiamo avuto dei disagi, ma speriamo finiscano presto. Da sempre contrari alla realizzazione dell'opera, cittadini e comitati no al traforo di Sant'Augusta. Vittorio Veneto è diviso fra favorevoli e contrari. C'è gente che si lamenta e altra invece che sono d'accordo che insomma un sbocco ci vuole. I lavori del cantiere hanno causato danni alla vostra abitazione? Qualcosa sì, abbiamo avuto per esempio degli spostamenti, degli abbassamenti. Danni che vi verranno risarciti? Speriamo. Per il primo cittadino il traforo è un'opera essenziale che sarà in grado di rivoluzionare la viabilità. Sarà l'alternativa per oltrepassare la città di Vittorio Veneto e per salvaguardare anche un centro storico come Serravalle. Tutto il traffico pesante necessariamente passerà per la circonvallazione, non potrà più passare per il centro città. L'ANAS mi ha promesso che entro il 2018 il primo stralcio sarà finito e mi auguro poi che subito a seguire, come ha promesso il Ministro Del Rio, si faccia anche il secondo stralcio.
Di tutt'altro parere è il comitato No Traforo, il secondo stralcio è solo un sogno. Siamo in chiusura, prima del meteo però vi ricordo l'appuntamento con la programmazione dopo il TG di Treviso, la trasmissione 20 e 10, grandi temi su Antenna 3, parleremo non solo ma soprattutto anche di giustizia e lo faremo con l'avvocato Maurizio Paniz e con Nicola Talmi della CGIL di Treviso. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Si mantiene stabile e soleggiato il tempo sulle nostre regioni, poche novità rispetto ai giorni scorsi. Andiamo nel dettaglio. Sul Veneto alta pressione dominante, altra splendida giornata soleggiata su tutta la nostra regione. Temperature che risultano essere più o meno stazionarie, massime tra 3 e 5 gradi, minime in calo, gelide comprese tra meno 4 e meno 6 gradi circa. Raggiungiamo il territorio del Friuli Venezia Giulia, poche novità, sole splendente ovunque e temperature che anche qui risultano essere invariate, massime attese tra 3 e 5 gradi, minime in ulteriore calo e molto fredde comprese tra meno 5 e meno 6 gradi. Che tempo farà invece sul Trentino Alto Adige? Sole splendente ovunque come ci mostra la nostra grafica. Temperature massime intorno ai 5-7 gradi, minime gelide sui meno 8 gradi. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti invece saranno deboli e nord-orientali, localmente moderati da nord-est sul Golfo di Trieste. Per oggi dal meteo è tutto, vi do appuntamento a domani. Arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.